Siamo a Bivona in occasione di due giornate, 22 e 23 agosto. Queste le date della Sagra della Pesca di Bivona, una manifestazione che è arrivata alla sua 30ª edizione, una manifestazione di successo che ha richiamato qui numerosa gente, una manifestazione ricca di tanti eventi collaterali e la chicca di quest'anno è l'inaugurazione del Museo dell'Acqua. Ma qui in fiera ci sono numerosi espositori, c'è la presenza dell'Istituto di Bivona che ha preparato numerose degustazioni, mostre di pittura e tanto altro. Tutta l'attività promozionale del prodotto e della frutta che l'ha visto anche protagonista all'Expo di Milano nel biocluster, cioè nella settimana dei sicani. Peraltro riproponiamo questa sera in Piazza Cinà esattamente tutto ciò che è accaduto a Milano insieme a due stand importanti che sono quello del Parco dei Montesicani, che viene stato reistituito per la terza volta venendo da una mia proposta di legge del 2010, ma ormai è definitiva il funzionamento dell'istituzione parco. E poi il distretto rurale di qualità che consacra questo territorio dell'area interna con il Gallesicani come punto di riferimento per costruire turismo relazionale e per commercializzare prodotti e per sostenere le aziende. Sono presenti i nostri produttori, i nostri artigiani del territorio, ci sono tutte le qualità, c'è Slow Food che insieme all'Istituto Alberghiero presenteranno in tutte le versioni possibili, da crepe alle marmellate, al gelato, alle crostate, la pesca bivona. La chicca di questa sagra di inaugurazione qui a Palazzo Greco del Museo dell'Acqua. L'acqua per noi, come abbiamo dimostrato anche difendendola da un tentativo di privatizzazione, è fonte di vita, fonte di libertà e anche di democrazia. Oggi attraverso la via dei mulini di questo spazio che è anche e soprattutto un laboratorio didattico per i bambini, un modo per fare capire quanto importante sia l'acqua e quanto fondamentale è stata l'acqua prima che arrivasse l'energia elettrica per creare in fondo l'alimento fondamentale, dalla farina che è il risultato della molinatura del grano. Devo dire che gli spazi sono graziosi, sarà utilizzato in questo modo e in occasione della sagra della pesca di Bivona e, se mi consentite, anche la considerazione in occasione dell'approvazione da parte dell'Assemblea regionale siciliana del disegno di legge sulla ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia, una concomitanza di circostanze ci porta a dire quanto è importante l'acqua e come deve essere sostanzialmente pubblica e libera. È una bella manifestazione, cioè sarebbe più bello, diciamo, farla conoscere più a largo raggio, perché praticamente il prodotto è eccellente e merita veramente. La pesca è buonissima, io me la ricordo già da molti anni fa, non è solo questa volta l'occasione, questa volta io ho avuto già esperienza di molti anni fa. Una manifestazione bellissima, non ci sono mai stata la prima volta, bello.